Sono incalcolabili i danni provocati dalla violenta tromba d'aria che ieri sera ha colpito la zona industriale di Leproso, in comune di Premariacco. Poco meno di 10 minuti e il disastro si è consumato. Il turbine ha iniziato la sua opera dalla collina di Casselva, a circa 1 chilometro in linea d'aria dall'epicentro. Ha preso velocità superando il fiume Natisone, scagliandosi con venti fortissimi verso l'obiettivo. Meglio di un Caterpillar ha sradicato alberi, divelto tetti, abbattuto muri, terminando la sua forza distruttiva alle porte della frazione di Iplis, sempre in comune di Premariacco. Per fortuna, vista l'ora, alle 21 circa, non si registrano feriti, ma solo danni materiali. Sul posto sono giunte celermente 5 squadre dei Vigili del Fuoco, da Udine e Cividale del Friuli, oltre alla locale protezione civile, per iniziare l'opera di rimozione e messa in sicurezza di quello che restava ancora in piedi. Questa mattina il disastro era ancora più evidenziato dalla luce del sole, una scena da film impossibile da commentare nella dimensione reale. Da sottolineare la solidarietà offerta alle aziende colpite dalla calamità naturale da parte di quei imprenditori risparmiati dalla furia dei venti, i quali hanno mandato in soccorso alcuni operai per aiutare i colleghi sinistrati nell'opera di pulizia e sgombero delle macerie.